Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, presentata nella sala consigliare di Portotolle, mercoledì a teatro. Rassegna teatrale con una serie di appuntamenti interessanti che si terrà nel Palazzetto dello Sport dal 15 marzo al 15 aprile. La rassegna, presentata dall'assessore alla cultura Silvana Mantovani, ha visto la collaborazione della Regione Veneto, rappresentata dall'assessore alla cultura Cristiano Corazzari, da Arte Ven, rappresentata dal direttore Pierluca Donin, e naturalmente dal comune di Portotolle, con la presenza tra gli altri del sindaco Roberto Pizzoli. La rassegna inizierà il 15 marzo con Deborah Villa, con il suo recital 20 di risate, continuerà con il gradito ritorno il 29 marzo di Sergio Ricci, alias Tony Corallo, con il suo spettacolo Uguale al Tale, il 5 aprile la serata clou con la presenza di Max Sangioni nel suo spettacolo Miracolato e per ultima la rappresentazione La Sbraghessona con la compagnia autoctona Isbrega Mandati. Sono tanto contenta perché, come ho detto l'anno scorso, quasi 20 anni di assessorato alla cultura, quasi, sono arrivata a fine mandato che insomma il sindaco, che non è solo il sindaco ma è anche assessore al bilancio, ha fatto in modo di poter organizzare appunto questa rassegna teatrale che insomma quest'anno è il secondo anno e quindi sicuramente avrà lunga strada. Abbiamo scelto il mercoledì e cercheremo noi di fare tutte le nostre manifestazioni culturali il mercoledì, proprio perché il mercoledì a Portotolle insomma vorremmo sempre che ci fosse un avvenimento, una manifestazione culturale, sportiva o quant'altro. Quest'anno abbiamo voluto valorizzare come l'anno scorso il locale e qui abbiamo gli Sbregamandati benissimo rappresentati. Sempre di locale abbiamo Sergio Ricci che insomma è tanto tempo che non si esibisce più localmente ma ha avuto un successo anche lui, anche proprio fuori quelli che sono i confini comunali, e poi abbiamo due simpatici comici come Deborah Villa e Max Sangioni che insomma sono comici conosciuti in tutta Italia. E poi lo spettacolo dal vivo, che è un evento straordinario, no? Che mette insieme, è una convocazione, è un rito collettivo, è un qualcosa di sacro poi alla fine, che a noi interessa da tutti i punti di vista, sia da quello teatrale, cioè l'artista che si esprime, che dice delle cose, un pubblico, sia dal punto di vista antropologico. E poi, dopo 2 anni di pandemia, non è che ci sono rimaste tante situazioni dove possiamo stare insieme fianco a fianco e condividere le emozioni. Il teatro su questo è straordinario. Poi devo dire che grazie agli interventi economici sia della Regione Veneto attraverso Arte Ven sia del Comune, il costo di accesso agli spettacoli è veramente molto basso. Pensavo fosse un errore di stampa, invece mi confermate che si paga molto poco per andare a vedere gli spettacoli. Ovviamente ho chiesto un pochino di più per spettacoli che sono più costosi, ma vi invito ad andare su internet a vedere negli altri teatri cosa può costare uno spettacolo da Deborah Villa anziché di Max Sangioni. Quindi ecco, è diventato anche un po' un simbolo, dobbiamo dirlo, di questi 4-5 anni nostri che ci abbiamo visto, no? Perché abbiamo fatto, mi ricordo sempre la serata per le cavanne distrutte, no? Che c'erano 2000 persone, arrivare proprio ecco, al teatro e al centro di vaccinazione è stato importantissimo per combattere il Covid. Quindi ecco, una serie anche di simboli di questo territorio. E il desiderio ecco, era quello di dare gambe, di poter che diventi comunque un appuntamento. Non so se il prossimo anno ci saremo anche ancora noi o chi ci sarà ad amministrare, ma sicuramente che possa diventare un appuntamento anno per anno e che si costruisca qualcosa come abbiamo fatto per la festa del riso, come abbiamo fatto per alcune manifestazioni locali che hanno ormai portato fuori Portotolle da quella che è i rami del Po che ci dividono dagli altri, ma che hanno portato effettivamente quindi anche un attrattore non solo culturale ma anche di promozione del territorio. Vi ringrazio per la vostra presenza, il complimento con l'amministrazione, con tutti coloro che collaborano a questo progetto, in particolar modo con Arte Ven. Qui abbiamo il direttore che ha spiegato un po' le motivazioni che spingono Arte Ven a portare degli spettacoli di qualità sul territorio, ed è proprio questa la funzione di Arte Ven, che è un circuito multidisciplinare che quindi propone attività culturali di vario tipo, che vanno dal teatro alla danza, abbiamo fatto anche il circo, varie rappresentazioni con una caratteristica che è messa al servizio del territorio e dei territori. E nessuna provincia più del Polesine ha bisogno di questi servizi, laddove non ci sono grandi città, non ci sono grandi network, ma c'è un territorio fatto di tanti comuni piccoli che magari da soli non avrebbero la possibilità
di organizzare dei cartelloni, delle iniziative culturali di questo livello. Abbiamo qui un'amministrazione che ha voluto investire nella cultura in una stagione teatrale che ha proprio la funzione di portare la gente a teatro, quindi di riprendere quel filo che è stato interrotto negli scorsi anni tra il pubblico e le attività culturali e lo spettacolo dal vivo, ed è anche un momento di socialità importante.